Mettiamo tutte cose in prova un'altra volta perché... volevo venire, No, a fare la sassa, dobbiamo fare le prove perché... È necessario, è indispensabile. Non vedeste ieri che ci mancava picca, poco, che ci buttavano i pomaroro in scena. Vabbè, i pomodori buoni sono. Sì, ma con tutta la vanna ne volevano imitare. Quindi cerchiamo di mettere in prova sta cosa. Allora, tu non ti devi distrarre, tu cerca di stare attento, tu sei distratta e tu ti distrai spesso tu. Ecco. Tu fai il suggeritore, tu fai a mamma ora. Come a mamma? Tu fai la mamma la fa Maria. Maria non c'è. Come non c'è? Maria non c'è, è un momento di crisi, ci sono i tagli, sta a tagliare, capito? E Maria non c'è. E io devo fare la mamma, io faccio il suggeritore. Tu farai dopo suggeritore, tu prima fai a mamma perché ti metti l'andolettino con la faccia verso il pubblico, io ti metto al contrario. Ti metto così, ti metto scialle nella testa, inamidato, che è bello largo, così. Ma pensa che ti fai a uscire di mamma? Tanto muori subito, tu non muori subito. A mamma? A mamma muori subito. Va bene. Appena tu muori, io la luce la posso toccare, qua la lasci in ombra, tu ti abiti il lettino di dietro la quinta, passi e ti metti a fare un suggeritore. Ora mettete qua. Va bene. Tu concentrati. Allora, la storia è chista. Questo è un grande testo, un grandissimo testo, miseria, fame e disgrazia di Armando Sapuppo, una cosa importante. Allora, tu sei la storia è, noi due siamo sorella e fratello. Tu ti chiami Viola. Viola. Io mi chiamo Como. Pasquale. Tu sei andata a letto col mio migliore amico. Io sta cosa la sappi, siccome sono un siciliano sanguigno e ho fatto l'errore, l'ho ucciso. Quando tu sei qua, mi sa così che sia mamma. Sì. Tu sei malata. Tu sei malata. Io? Sei malata da settimane, da mesi, da anni. Tu nasciste malata. La mamma. La mamma. Va bene. Allora, appena si apre il sipario, voi ve ne accorgete perché prima in sala c'è la luce accesa. Sì. Quando c'è la luce domata in sala c'è il mormorio della sala, si chiacchiera, la gente è autorizzata a mangiare la caramella, a mangiare la patatina, a mangiarsi il gelato. Appena si abbassano le luci in sala, che si chiamano mezze luci, notate che il mormorio scema, si abbassa, buio, silenzio. Asso, picchio teatro e a missa. Chiuri da porta. Chiuri da porta. Che dici? Chiuri da porta. No, la porta ti su e tagliano tu, che non c'hai i servitori. No, tu chiudi da porta. Che stai pazzo, che si vuole suicidare? Cioè, io sono un regista, un primo attore, e tu mi dici, tu su e tagliano tu la porta. Signoritario, la prima battuta sua è chiudi da porta. Ah, già stavi suggerendo? E dici che sono il suggeritore. Un suggeritore d'arte degno di questa parola, prima di cominciare a suggerire, batte le mani per richiamare l'attenzione della compagnia, perché la compagnia fuma, si piglia caffè, si batte le mani, si dice signori, comincia la prova. Signori, comincia la prova. Tu fai lo spiritoso, fai. No, Stai attento che i tempi non sono iti, stai attento. Che cosa? Troppi disoccupati ci sono per bene. Non vorrei che il numero aumenta, non vorrei. Stai attento. Allora, appena tu sei messo al contrario, sì. Appena si apre il sipario, tu con la coda dell'occhio lo guardi. Quando un sipario arriva là, capisci che anche questo è arrivato là. E metti 3 colpi di tosse. A mamma a fare 3 colpi di tosse. Tosse. Usai da tosse maligne, da tosse sinizze. Che se c'è un medico in sala a pensare a chi sta domani non c'è giorno. La tosse che... Il segreto è che ogni colpo di tosse, il primo devi tutto usciato, lo devi espellere. Tu sei qua, tu sei la figlia, mia sorella, io sono fuori, stai preparando un semolino, una pastina per la mamma e la prepari, senza nevrosi. È da anni che tu prepari sta pastina, sto semolino per Tomasci. Tu sai che è morta, che non ci sono speranze, ma una figlia per una madre, un semolino, lo prepara sempre. Quindi un semolino rassegnato, una cosa... Non ti muovere, cioè, una cosa più semplice, Mentre lei gira, tu emetti l'eccesso di tosse, ti viene un eccesso di tosse. Tosse forte, devi sputare i polmoni, perché tu c'hai la bronchite, la polmonite, la pleurite, ti rollano i cannerozzi, tutto cose, insomma.
Quindi ti voglio vedere diventare Viola. Io Viola sogno io. Tu sei Viola di nome. Viola di nome. Ida deve diventare di colore. Sveglia, sveglia. Va bene? Avanti. Allora, a questo punto entro io e giustamente comincio io un spettacolo lievita. Va bene. Va bene? Allora, in sala c'è la luce accesa, gente parla, mormorio, si abbassano le luci, si abbassa il mormorio, silenzio, buio, sipario. Tosse. Decotto. Eccesso. Tu appena senti devi dire alzando gli occhi in cielo: Madonna, ma la sento come soffre, ma chi c'è campo a fare? Picchi non darlo cocchi, va bene? Di nuovo, tosse, decotto, eccesso. Madonna, ma la sento come soffre, ma chi c'è campo a fare? Picchi non darlo, hai testa da munnizia, che sei? Piano, piano. Hai testa, andare a descarica, hai testa. Allora, tosse, decotto, eccesso. Faccia gli occhi in cielo: Madonna, ma la sento come soffre, ma che ci campo a fare? Perché non dare occhi? Un cassonetto, hai testa un cassonetto. A questo punto entro io. Che si sente male? Che fu? Non lo so, che ha? Si sente male? Si sente male? Che succede? No, io ma non lo so, la pancia, che ha fatto? Lei che ha fatto? Si è lamentato. Chi dici nera da botta? Che cosa? Quello è un segno fortissimo, quella è la cerniera arrugginita della porta, non capite? Che ci ha fatto spaventare? Un cretino come te se posso. Quello è un segno forte, io do il segno tangibile che questa è una casa, questo è un basso catanese della Civita, umido, una casa povera dove tutto è ma onesta. Essere onesti in povertà è 100 volte più difficile di esserlo in ricchezza o tra gli aghi. Io faccio richiedere magari che ne era dei potte. Cretino. Vero. Tosse. Decotto. Eccesso. Madonna, la sento come soffre, ma che ci campo a fare? Perché non dare poi? Va bene. Io entro in scena, c'ho la tragedia stampata in faccia. Chiudi da porta. Il pubblico capisce che sento questo. Io mi Chiudi da faccio. porta. Sì, divento pallido, mi vengono gli occhiai, una cosa. Chiudi da porta. E subito vado da mia sorella. Chiudi da porta. Ma aspetta un momento. Tu hai Chiudi da porta. Scandi. Chiudi da porta. Chiudi da porta. Basta. Chiudi da porta. Che? Io c'ho la mia scena muta qua. Che c'è? Io qua c'ho il mio monologo muto. Tu mi stai misagliando, chiudi da porta. Io assaccio a memoria la parte. Abbiamo battuto e chiudi da porta. Tu me l'hai detta una volta, non morire più. Poi lo so io quando la devo dire, no? Va bene. Chiudi da porta. Io stai facendo la scena della tragedia. Tu appena io ti scanda perché tu hai il carbone bagnato, capisci? Perché tu sei stata la causa dell'omicidio che io ho fatto. Va bene, tu sei come hai fatto? Tu... Io entro, la tragedia è stampata nel mio volto, io mi faccio pallo, mi faccio venire l'occhiaio, e il pubblico ci arrizzano i cani. Subito mi avvicino da mia sorella, si scamperano senza esagerare, ma subito il pensiero corre dalla mia vecchia madre. Chiaretta porta. Sta picchiaredda malata, beata a un punno di letto, molto ricco. Chiaretta porta. C'è un punno di letto, questa molto. Chiaretta porta. Che? Non li terrà t'ammazzo. Mi devi fare la scena, lo so. Sì, ma mi sembrava che non lo sentiva. Io non ci sento, io che ho 11 decimi di orecchio non ci sento. Ma quella è la vista. E perché non è uno con l'impianto orecchio nel gola, non è uno. Fammi fare la scena, io ho il monologo muto. Ma quando lo dice? Lo so io quando. C'è scritto qua. Qua c'è scritto. Che c'è qua?
Quando Pasquale cade affranto sulla sedia, dirà la battuta, chiudete, tu mi hai visto affrancere in da seggia. Fammi affrancere prima. Va bene. Ci do l'imbeccata io, il Litterio. Perché io ho fatto I Miserabili di Vittorio Hugo. Lei? Io ho fatto I Miserabili, un successo che ancora ne stanno parlando. Veramente? Alla fine dello spettacolo un cammarino mi viene a trovare un sindaco e un maresciallo dei carabinieri. Un maresciallo che manette. Ah sì? Un sindaco figlio in basso avanti mi tagliava e mi disse, egregio signore, è mia, nella mia vita non hai visto Miserabile. Ma come a lei mai. Complimenti. E tu mi interrompi. Va bene. Io sai, c'ho la tragedia stampata andava faccia. Chiudi da poco. Vado da mia sorella, tu ti scandi perché la coscienza dove c'è il carbone bagnato. Subito corro dalla vecchia madre, questa vecchieretta che mi ha partorito con tanto dolore, ma ancora con tanta gioia, che appena ne uscì sentendomi piangere mi disse: scusa mamma, che t'ho fatto male, vorrei accarezzarla, abbracciarla, ma il mio amore di figlio potrebbe danneggiarla. Torno a tagliare a mesoro tutto questo muto, i genti in gioco dei seggica. Cado affranto sulla sedia, così, cado affranto, mettiti un po' cucciarrere, svegliati, cado affranto sulla sedia e dico a battuta che era... cado affranto sulla sedia e dico a battuta. Cado affranto sulla sedia e dico a battuta. Chiudi da porta. Ah, sai, c'è memoria io. Io l'hai scritta a cazzo, ho bisogno. Chiudi la porta. Tu subito ci vai per non fare il vuoto di scena. Subito ci vai. E torni. Pasquale, tu non mi fai niente? Pasquale, tu non mi fai niente? Che dicesti? Che cosa hai detto? Che dici? Così hai dice la battuta, Pasquale, tu... Ma come? Tu sai che tuo fratello ha ucciso il tuo amante. Tu sai che io me ne andrò in galera per tutta la vita. Tu sei terrorizzata. Io ho la faccia da pazzo. Io ti da lì, tu sei scandi. Tu mi da lì e mi dici: Pasquale, tu non mi fai niente. Scandato, no, Pasquale, tu non mi fai niente. Ho capito. Hai capito? Ho capito. Ha capito. Dici che ha capito. Chiudi da porta. Ti sta a cancello sta battuta io. Cado affranto sulla sedia e ti dico la battuta a giurista. Chiudi da porta. Ma sai, c'è memoria. Chiudi da porta. Pasquale, tu non mi fai niente? Pasquale, tu non mi fai niente? Chiudi da porta. Giuristi già. Che? Già gliel'ho detto, chiudi da porta. Come gliel'ha detto? Non ti distrarre, ascolta. Chiudi da porta, vai. Pasquale, tu non mi fai niente? Pasquale, tu non mi fai niente? Chiudi da porta. Minchia, giuristi già. Glielo devi dire un'altra volta! Un'altra volta lo devi dire! 2 volte? 2 volte c'è scritto! Ma allora è sud. No, senza sud. No. Forse è cretina, ti ho detto chiudi da porta. No, senza cretina, chiudi da porta. Pasquale, non mi fai niente, chiudi da porta. 2. Qua. Ma niente, chiudi da porta. Pasquale, non mi fai niente, chiudi da porta. Perché tu le didascalie, tu quello che c'è scritto tra parentesi, le didascalie, tu non le leggi le didascalie? E che devo dire, chiudi da porta didascalie? Tu domani lascia la compagnia, eh? Facciamo la replica stasera, domani ti piglio ciu e te ne vai. Ma perché? Troppo spiritoso, La didascalia è quella cosa scritta tra parentesi che serve a indicare il movimento o l'emozione che l'attore deve vivere nel dare la battuta. Che c'è scritto in didascalia? Viola non chiude la porta. Viola non chiude la prima volta, ed è giusto. Questo è un grande autore, Chi sta mandando solo a pensare che tu sta Agrigento, come si chiama? Chi? Luigi Pirandello. Chi? Questo è un grande. Come so, buono non ti distrarre. Quando io ti dico la prima volta che chiudi la porta, tu non ci vai, ed è giusto che non ci vai, perché per te, questo è un grande autore, perché per te la porta aperta, che hai visto tuo fratello in quali condizioni è, rappresenta una via di fuga. Tu ti scandi, se devi scappare come scappo, la porta è aperta, mi viene meglio, non solo, ma se io ti acchiappo e tu gridi aiuto, i vicini di casa come vengono a salvarti? Trovando la porta aperta possono entrare. Quindi è giusto, tu la prima volta non ci vai a chiudere la porta. Ho capito, cado affranto sulla sedia, chiudi la porta. Non ci vai. Tu non mi fai niente. Pasquale,
Tu non mi fai niente? E dice la didascalia che... Con tono rassicurante. Con tono rassicurante ci dico... Chiuri da poco. Chiuri da poco. Come per dire, tu intanto chiuri la porta. Chiuri la porta. Non ti faccio niente. E ora rispondi a mia. E ora rispondi a mia. Ma senza ammucciare niente. Ma senza ammuccare niente. No. Perché mentre fai la cosa... Senza ammucciare niente. Ma senza ammucciare, tu senti? No, senza ammucciare niente. Senza ammuccare... Senza ammucciare niente. Senza ammucciare i denti. No, senza ammucciare niente. Non sai suggerire. Io non ti suggerire. Non sai suggerire. Nell'intero lei non ci sente, io non ti suggerire. Io non ti sento che c'ho 11 decimi di dito. Ma quella è la vista, 11 decimi. Un suggeritore d'arte, la scansione, muovola, muovola, la lingua, muovola. Arrivano pesate da un come ha battuta? Ma senza ammucciare niente. Esatto, questa io la faccio a memoria. Infatti. Ma senza ammucciare niente. Lo capisti? Lo capisti? Ci rapisti? No, lo capisti? Tu fascisti? Pesante, Lo capisti? Lo capisti? Tu scusisti? Lo capisti? Tu muccasti? Lo capisti? Lo capisti? Ma che stai facendo? Che fai? Che? Ma cazzo pubblico, che tu devi stare in quinta, devi stare nascosto. Ma che qua non mi sente, ma vicino. Non si sente. Mettete qua. Mettete al mio posto. Talì. Tu fascisti? Che sentisi? Tu fascisti? Vedi che si sente tu fascisti? Quello lo capisci? Lo capisci? Lo so. Bravo. Ma senza ammucciarmi niente. Lo capisti? Lo capisti? Tu facevi amore con Raffaele. Tu facevi amore con Raffaele? Di come minchia è sta battuta? Sua. Mia. E allora perché l'hai detta tu? E tu mi fece segnale. Hai fatto segnale? No, in segnale generale ho fatto. No. Tu hai fatto segnale? No, in generale però. Un suggeritore d'arte che muove le mani è come uno che si intra chiesa e si mette a bestemmiare davanti all'altare maggiore. Questo è un mestiere per gente senza razza, per gente monca. Quando uno deve girare il copione. La lingua! Non si deve gesticolare, il minimo che si richiede a un attore, anche se non sa la parte a memoria, almeno di riconoscere le sue battute. E poi scusami, sta battuta è... Tu fai sta amore con Raffaele, tu il cervello, perché lo sai io perché ce l'hai tu? Sitamente, lassamente, se nesci e poi vediamo le conseguenze, vabbè. Tu ci vuoi morire a tuo frate, tu fai sta amore con Raffaele? Non si sa mai. Non si sa mai, non si sa mai. E ora rispondi a mia. Ma senza ammucciare niente. Ma senza ammucciarmi niente. Lo capisti? Tu facevi amore con Raffaele? Tu facevi amore con Raffaele? Sì. Sì. E da quanto tempo? E da quanto tempo? Da un anno. Da un anno! Attenti. Che fu? Che si è fatto? L'occhio. Ti feci male? L'occhio. Come? Ti facesti male? No, mi picchi bene. Come? Scherza, non gesticolo. Aspetta. Com'è? La pupilla. La pupilla? La pupilla è un buttuso. Un duppavoid. Come si vede? Si vede? Sì, al 50%. Non muove, non gesticola. Per gesticolare c'è tempo. C'è tempo. Lo stiamo facendo la tragedia greca. E c'è tempo per gesticolare. Tu facesti amore con Raffaele? Aspetta, perché ora qui sogno un attore distinto, non sogno un attore tecnico, con occhio. Tu facesti amore con Raffaele? Sì. E da quanto tempo? E da quanto tempo? Non mi avevi razza? Da un anno. Da un anno! Dopo la morte di papà. Da un anno. Dopo la morte di papà. Con cappotto da papà. No, dopo la morte di papà. Dopo la morte di papà. Con panzerotti e con babà. Dopo la morte di papà. Dopo la Con morte... decotto da papà. Ma che sta dicendo? Dopo la morte di papà. Dopo la morte di papà. Ma perché non ti ricoveri tu? Tu ti immagini in ospedale. Ma perché? Perché non sai parlare. Non parli la lingua, muovere la lingua. Dopo la morte di papà. Dai, si sente con cappotto e con babà. Ma quello che porto. Dopo la morte do papà. Dopo. Dopo! Dopo. E fusti tu ca.
E fuste tu ca. E fuste tocca. No. No, dammela tutta. E fuste tocca, no? No, senza no. E fuste tocca, no, no, senza no. No, non deve dirlo lei. E fuste tocca, no, no, non devi dirlo lei. Non è sua la battuta. Ma se non parla, perché ci dico non devi dirlo? No, non deve dirlo lei. La sua battuta è fuste tu ca, basta. Com'è la mia battuta? E fuste tu ca. E poi lei risponde no. Io c'ho una battuta che è fuste tocca. Sì. Nella lingua italiana aveva meningite quando scrivevo questa pagina. Cioè, e fuste tu ca. Perfetto. E fuste tocca. E poi non c'è più niente. Non c'è più niente. Perché secondo te questi puntini qua sono cacatelle di mosche? Sono questi puntini? Cagata la mosca. I puntini di sospensione per te non sono niente? I puntini di sospensione? I sospensivi. E che devo dire? Fuste tu ca, sospensivi. Tu te ne vai stasera stessa, eh? Tu stasera stessa te ne vai. I puntini di sospensione servono a indicare il tono che la battuta li precede, o la parola che li precede. Qual è il tono di questa stessa parola? Puntini di sospensione, a restare sospesi. Non è fuste tucca. Se c'era un punto era fuste tucca. Diventa e fuste tucca. E significa e fuste tucca o fai queste tracce, che c'era pista potta, che lo hai incoraggiato, che lo hai sedotto. E fuste tu ca. E fuste tucca. No. 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 No, Ulisse. E fuste tucca. No. 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 L'ha detto. Ne deve dire un altro. Ah, due sono. 2. E fuste tucca. No. No, no, due sono. No. E fuste tucca. No. 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 2. Due. E fuste tucca. No. 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 Che? Ah, le ha dette due, ne ha dette. E fuste... Da ricchi. E Sì. fuste tucca. No. 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 L'ha detto. Un altro ne deve dire. Sono 3 no ci sono. Che scrivevo? A Bibbia. Che scrivevo? Qua. E fuste tu ca. No. 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 3 no. Perché tu a sinistra non da lì. Tu non vedi chi dici no. Il primo no di chi è? Viola. Il secondo? Pasquale. Il terzo? Viola. Nel primo c'è il punto? Esclamativo. Esclamazione. No! Il secondo? Interrogativo. Manico d'ombrello. Sì. Sogno io che non ci credo. Ti faccio no. E poi da chiude con No, punto. Chiusura. 1, Cesura. 3. Tu hai 1 e 3. 2. E 2. Lei ne ha 2, 1 e 3. Lei ce n'ha 1 e 2. 2. 2 io. 2. Tu 2, 1 e 3. Lei 1, 2. Lei 2, 1 Io e 2. 3. Lei 1, 2. E fuste tu ca. No. No, questo è mio. No, questo è 2. Questo Questo è è 2. Io 1. Io Uno e uno, tre, uno e io tre. ce n'ho uno e tu fai tu, io che no, mi no, faccio? 1 e 3, 1 e 3. Lui uno e ne ha tre, 1, due. 2. E fuste tu ca. No. No, questo No, è terzo. questo è terzo. Questo è terzo. Questo è il pezzo. No, il 2. Primo è di esclamazione, fuste tu ca. No! Esclamazione. E fuste tu ca. No! 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 No, no, no. No, no. No! No. È 3. No, no, questo è 3. No. Dammi sto copione, si tagliano 2 no. Come un ricirici io ci credo subito. Lo dobbiamo rimettere in prova la prossima volta. Amonene, picchi da cupetta. Va bene. Andiamo. Alla prossima. Andiamocene, Alla tutti. Italia queste